Batti e ribatti sulla Fondazione UNESCO, le polemiche sembrano destinate a continuare ancora a lungo. Ieri il presidente della provincia ha riacceso il dibattito accusando il segretario generale di essersi raddoppiato lo stipendio nonostante il momento economico difficile. Campeolli ha risposto a strettissimo giro di posta: non ho fatto nulla che non fosse previsto dal contratto. Oggi la parola passa agli operatori turistici che hanno sempre guardato con speranza al riconoscimento concesso dall'UNESCO al patrimonio Dolomiti. Gli imprenditori del turismo si aspettano, hanno grandi aspettative sull'UNESCO perché comprendiamo che i nuovi modelli di turismo, i nuovi turismi del futuro non potranno che associarsi a una nuova sensibilità legata all'ambiente. Non risparmia critiche all'amministrazione provinciale l'ex assessore all'UNESCO, oggi consigliere di minoranza. Però le responsabilità vanno ricondotte dove sono e io credo che se non c'è linea politica gli esiti sono sugli strumenti di gestione delle cose. Ci sono alcune cose che vanno condotte con un rispetto del territorio, degli oggetti a cui facciamo riferimento e soprattutto a una continuità che serve a questi progetti perché non vengano distrutti. In un'intervista al Gazzettino il presidente della Fondazione Alberto Vettoretto si dichiara sorpreso e amareggiato, ma di sentirsi con la coscienza a posto. Vettoretto oggi sceglie la linea del silenzio, non intendendo commentare le dichiarazioni rilasciate dal presidente Bottaccin. La querelle in atto sulla Fondazione non è ancora finita.